uscire dalla crisi. Un inizio 2015 in visita nelle carceri venete per i radicali. La situazione nel complesso è molto pesante, lo abbiamo visto d'altra parte anche nel servizio di apertura. Siamo fuori della legalità costituzionale, questa è la denuncia dei radicali. Il servizio di Angelo Pangrazio. Una delegazione dei radicali veneti ha visitato gli istituti penitenziari di Padova, Vicenza e Verona. Durante le festività il digiuno non violento al quale hanno aderito oltre 600 persone è tornato a chiedere la rimozione delle cause strutturali che fanno delle carceri luoghi inumani e degradanti al di fuori della legalità costituzionale. I radicali partono dai numeri. A Padova 761 detenuti su una capienza di 350 posti, a Vicenza 230 detenuti per 156 posti, mentre a Verona la situazione è più equilibrata, ma ovunque manca la garanzia delle cure in carcere, pochissimi gli psicologi e gli educatori, mancano i mediatori culturali, mentre solo a Verona i detenuti stranieri sono 428 su 634, il 67%. Non riescono a comunicare nemmeno per le cose più banali, la telefonata alla famiglia, la domandina che non riescono a fare. Una situazione pesante anche per gli agenti penitenziari, costantemente sotto organico, costretti a turni durissimi. Quanto al lavoro per conto di imprese e cooperative, tanto più in vista di un reinserimento nella società, è una realtà solo per poche decine di detenuti. Persone che sono ammassate dentro queste celle di pietra, che sono lì la gran parte della giornata, 20, 22, 25, 24 ore senza far nulla. Tutti chiedono di poter fare un'attività lavorativa. E restando in tema carceri, il Due Palazzi di Padova sarà ancora per poco un penitenziario di massima sicurezza. I condannati per mafia infatti verranno trasferiti altrove. Vediamo perché nel servizio. Le prime voci si erano diffuse qualche mese fa, dopo l'inchiesta che ha portato alla luce lo scandalo di un reparto dell'Istituto di Pena trasformato in un vero e proprio supermarket, dove con la complicità di alcuni agenti di polizia penitenziaria si poteva comprare di tutto, dalla droga ai telefonini, dalle chiavette per computer alle schede SIM. Adesso sembra esserci la certezza. Il reparto di alta sicurezza del Due Palazzi di Padova chiuderà con il trasferimento, già entro la fine del 2015, del centinaio di detenuti condannati per reati di tipo associativo, mafia, traffico di stupefacenti a livello internazionale, sequestri di persona e terrorismo. Tra di loro vi sono boss del clan camorristico di Secondigliano, della Sacra Corona Unita e della 'Ndrangheta. Il problema che si è posto per gli 800 reclusi ospitati nella struttura padovana è di evitare commistioni fra i cosiddetti mafiosi e i condannati per reati comuni, che potrebbero portare a reclutamenti di questi ultimi da parte delle associazioni criminali che operano soprattutto nel meridione. Per il direttore del carcere, Salvatore Pirruccio, pur non essendoci al momento alcun atto ufficiale, l'obiettivo del progetto sarebbe quello di trasformare il Due Palazzi in un istituto di pena riservato solo ai detenuti comuni. Questa sera, vigilia dell'Epifania.